La domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del telegiornale era questa: risparmi, ridurre l'illuminazione pubblica nelle ore notturne. Siete d'accordo? No, il 79%, sì, il 21%. Cosa questa che è stata ventilata anche per la città di Pordenone con lo spegnimento della luce per taluni palazzi pubblici e la riduzione dell'illuminazione in alcune zone della città, cosa che ha scatenato ovviamente numerose proteste, tra cui anche quella del segretario dell'UGL Polizia Friuli Venezia Giulia, Raffaele Padrone, ma la gente, avete visto, così si è espressa.